Sindaco, cosa è emersa da questa riunione con il prefetto per ciò che riguarda la vostra zona? Allora, si è discusso insieme ad altri sindaci, una rappresentanza di sindaci dell'Agrigentino, sia sulla questione del potabile per quanto riguarda Agrigento e altri comuni limitrofi, sia per quanto riguarda il comparto agricolo, che da un lato, devo dire, assieme al sindaco di Ribera ci hanno dato una dotazione di 2 milioni che riteniamo essere ancora insufficiente per quanto riguarda la dotazione a beneficio dei comprensori del consorzio, serviti dal consorzio di bonifica. Noi non abbiamo un altro problema, che una parte del comprensorio di coltivazione di pesche è servito dal vettoriamento che dalla diga Castello va al potabilizzatore di Santo Stefano, e quindi lì qualche problema lo stiamo avendo nel cercare di dare acqua a questo comparto. Io ho chiesto al prefetto nel Comitato di Pubblica Sicurezza, anche per una questione di ordine pubblico, di trovare immediatamente una soluzione. I costi che mette in campo AICA anche riguardo a questo sugli agricoltori sono veramente esosi, quindi dobbiamo trovare una soluzione assieme nell'immediato per venire incontro agli agricoltori, perché ormai non si può più aspettare, se no perderemo la produzione delle pesche e a rischio ci sono anche le piante. Per il comune di Licata siamo con il sindaco Balsamo. Ecco, cosa è emerso come soluzione alle carenze idriche di Licata? Ma come Comune di Licata abbiamo esposto a Sua Eccellenza il Prefetto e ai componenti del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza la grave situazione idrica che stiamo attraversando, che è comune a tutta la provincia. Allo stato attuale Licata riceve meno del 50% della dotazione organica che dovrebbe ricevere giornalmente, e la situazione è insostenibile. Sua Eccellenza il Prefetto ha proposto e ha dato delle indicazioni che adesso saranno esposte in conferenza stampa, e cercando di individuare delle soluzioni immediate che possano un attimino dare soluzione a una situazione ormai insostenibile e intollerabile.